Un vasto incendio ha interessato dalle 14:30 di ieri, venerdì 15 luglio, una zona di San Michele in Tagliamento partendo da un campo di sterpaglie e dirigendosi verso la pineta di Bibione. La siccità dovuta alla mancanza di piogge e il vento insistente hanno favorito il progredire delle fiamme nell'area di confluenza del Tagliamento. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha seguito attentamente l'evolversi della situazione. Le colonne di fumo erano talmente alte da rendersi visibili fino alla città di Trieste, distante decine di chilometri. Sul luogo stanno operando i vigili del fuoco, diceva ieri il governatore, e i volontari antincendio di Eraclea, oltre agli operatori forestali di Veneto Agricoltura. Sono attivi sia un elicottero della protezione civile regionale che quello dei vigili del fuoco. A breve arriverà da Ciampino anche un Canadair in supporto alle forze già attive sul luogo. Al momento non ci sono abitazioni interessate da questo vasto incendio sulla spiaggia di Bibione. Questo veniva detto ieri nel pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre arrivate da Portogruaro, a seguire dalla Tisana, Lignano, Mestre, Udine, Padova, Rovigo e Vicenza, con 2 autopompe, 6 autobotti, tra cui 2 autocisterne chilolitriche, 3 moduli antincendio boschivo, 25 operatori, con l'apporto anche dell'elicottero Drago 71. L'obiettivo era spegnere gli incendi e limitare l'avanzata delle fiamme prima che le stesse raggiungessero la pineta. Emergenze come questa fanno capire l'importanza di tenere puliti i campi da sterpi, da rovi, da erba secca, anche quelli non in uso. La siccità attuale fa sì che gli stessi diventino facilmente preda delle fiamme, che possono essere alimentate dal vento, diventando pericolose per gli eventuali centri abitati vicini. Tenere puliti i campi e i terreni incolti dall'erba secca deve essere ora una priorità per non rischiare un tragico incendio.